Ci ha colpiti molto questa disgrazia, che consideriamo una tragica fatalità. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Giosuè e alla famiglia di Sofia che abita a Schio. E proprio nella chiesa della Santissima Trinità a Schio si è conclusa da poco la veglia di preghiera nella parrocchia dove risiedeva Sofia delle Nogare, 24 anni, originaria di Tiene, che il prossimo 4 agosto avrebbe festeggiato il suo compleanno. Il suo parroco, Don Luigi Fontana, domani celebrerà il funerale alle 10 in Duomo, dove è attesa una grande partecipazione, soprattutto di giovani. Dopo la cerimonia, per espressa volontà di Sofia, si proseguirà con la cremazione. La porteremo sempre nel cuore con infinito amore, hanno scritto nell'epigrafe i genitori Desiree e Fabio assieme al fratello Matteo. Sulla tragedia la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo conoscitivo per ricostruire e verificare le modalità dell'incidente sul soglio d'Udere a Valle del Pasubio. Agganciata assieme al compagno di cordata, il trevigiano 25enne Giosuè Baldissera, Sofia è precipitata nel vuoto per un centinaio di metri. Resta incomprensibile ancora il motivo per cui nessuno dei due fosse agganciato ai chiodi di sicurezza della via Boschetti-Zaltron. È una via tra il Pasubio che, pur essendo impegnativa, 450 metri, quinto, sesto grado, è considerata la più bella via del Pasubio, è la più frequentata, è provvista anche di solide soste, gli ancoraggi in sito sono classici, cioè chiodi classici, ma consentono l'arrampicata relativamente sicura. Nel pomeriggio a Vicenza, nel quartiere Laghetto, si celebrerà alle 17 la cerimonia di commiato nell'abitazione di Giosuè Baldissera, il vigile del fuoco di Asiago. I genitori accoglieranno i colleghi e gli amici per l'ultima sua festa nella sua casa. Adesso la vicinanza alla famiglia direi che è la cosa più importante.